Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca perché non ce l'ha fatta il motociclista di 48 anni rimasto gravemente ferito ieri sera a Manzano dopo essere finito con la sua due ruote contro un palo dell'illuminazione. Patrick Caon è morto nella notte dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. A causa delle gravissime lesioni riportate, non ce l'ha fatta Patrick Caon, 48 anni, l'uomo che ieri sera alle 22 insieme alla sua inseparabile Yamaha si è scontrato contro un palo della pubblica illuminazione in via del Cristo a Manzano. A seguito dell'impatto violentissimo, il motociclista è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza. Dopo l'allarme, immediati sono stati i soccorsi inviati dagli infermieri della centrale Sores. Sul posto è intervenuta un'ambulanza proveniente da Cividale del Friuli ed è atterrato l'elicottero sanitario. L'uomo, che era già in arresto cardiaco, è stato stabilizzato, rianimato, intubato e trasportato con l'ambulanza con la massima urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il cuore di Patrick Caon era riuscito a ripartire, proprio per questo i medici l'hanno sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico, che tuttavia a causa delle profonde lesioni interne non ha dato l'esito sperato. Nella notte è stato constatato il decesso. Sul posto dell'incidente, per i rilievi, i carabinieri della compagnia di Palmanova con i vigili del fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli. Ancora a cronaca, sono ripartite all'alba di oggi le ricerche per trovare il pensionato di Cinto Caumaggiore disperso dallo scorso venerdì nella zona di Chions in provincia di Pordenone. Diverse le squadre all'opera che da sabato scorso stanno battendo il territorio intorno al fiume Sile, anche con l'utilizzo di una decina di cani molecolari e di un elicottero drago del reparto volo del Comando Vigili del Fuoco di Venezia. La base operativa è stata allestita di fronte alla chiesa di San Giorgio di Chions. Oltre agli uomini dei Vigili del Fuoco, sul posto sono operativi militari del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, i Carabinieri e una trentina di uomini della Protezione Civile con volontari provenienti dai comuni di Chions, Pravis Domini, Fiume Veneto e Pasiano. E proprio per coordinare meglio le ricerche e fare il punto della situazione, in questi minuti si sta svolgendo un vertice all'interno della Prefettura della Destra Tagliamento, al quale partecipano il prefetto Domenico Lione e un funzionario della Protezione Civile regionale. Ricordiamo che l'uomo scomparso, originario del Veneto, ha 85 anni, è alto 1,65 m, pesa circa 70 kg ed è di corporatura normale. È calvo, ha occhi marroni e al momento della scomparsa indossava un copricapo tipo coppola di tipo marrone, una giacca marrone e una camicia blu scuro. Grave incidente domestico questa mattina a Lucinico per un uomo di circa 50 anni. È precipitato dal suo terrazzo mentre era intento ad effettuare alcuni lavori domestici, riportando un grave trauma cranico. La caduta è avvenuta da circa 3 metri di altezza attorno alle 9. Sul posto sono stati inviati l'elisoccorso ed un'ambulanza da Gorizia. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato in volo in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato. Voltiamo a pagina. Il Friuli Venezia Giulia continua a dare dimostrazione di essere capace di fare sistema, di essere vicino alle imprese. L'accordo tra Friulia e Civibank, siglato oggi, va in questa direzione e si affianca alle misure regionali che supportano il nostro tessuto produttivo. Lo ha detto l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini alla conferenza stampa nella quale la presidente di Friulia Federica Seganti e il direttore generale di Civibank Marco Crosta hanno firmato la Convenzione Energia FVG. Arrivano aiuti per le imprese colpite dal caro bolletta. Caro bollette, Friuli e Civibank mettono a disposizione delle piccole imprese un plafond di 4 milioni per fronteggiare i costi energetici. Nasce uno strumento di finanza alternativa che permetterà alle micro e piccole imprese regionali di accedere a finanziamenti per compensare l'aumento delle spese. L'iniziativa è stata presentata oggi a Udine e segue gli interventi già promossi dalla Regione, che ha recentemente stanziato risorse a fondo perduto per le micro e piccole imprese fino ad un massimo di 2.000 euro. Un plauso a questa iniziativa che dimostra ancora una volta quanto in Friuli Venezia Giulia sia capaci di far sistema, quindi Friulia insieme a un istituto di credito e insieme alla Regione in questi difficili anni ha dimostrato
di star concretamente vicino alle imprese del nostro territorio, soprattutto quelle più bisognose, quelle micro, piccole imprese. Quindi bene, e continueremo a lavorare affinché il sostegno ci sia. Abbiamo appena messo in assestamento bis 5 milioni di euro per il sistema dei confidi e abbiamo a disposizione 40 milioni di euro per i fondi perduti a sostegno sempre delle imprese per i caro bollette. Insomma, è bene che le istituzioni dimostrino concretamente, con i fatti e non con le parole, di stare vicino agli imprenditori e alle imprese del nostro territorio. Noi lo stiamo dimostrando. Grazie per l'appunto alla collaborazione con Friulia, che mette a disposizione dei fondi, e ci saranno dei finanziamenti agevolati per l'importo massimo di 100.000 euro che permetteranno di dare un sostegno finanziario, un sostegno di liquidità alle imprese, permettendo loro di dilazionare nel tempo l'aumento del costo delle bollette energetiche. Una modalità, riteniamo, molto efficace ad un costo molto sostenuto e con tempi di risposta veloce, che potrà essere di sostegno alle necessità che oggi le nostre aziende si trovano ad avere. Qual è la platea che verrà interessata da questi aiuti? Saranno le micro e le piccole imprese con un fatturato massimo di 10 milioni di euro, proprio perché riteniamo che siano queste le aziende che maggiormente risentono delle necessità derivanti dalla crisi energetica, e soprattutto perché sono queste le aziende che costituiscono l'ossatura economica della regione Friuli Venezia Giulia. E ora nella destra tagliamento per l'incontro a Pordenone oggi tra l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro e i sindaci della Valcellina per l'annosa questione dello sghiaiamento del lago di Barcis. Ora i primi cittadini in un tavolo di concertazione dovranno condividere la soluzione migliore tra quelle proposte. Questo è un problema che tutti sanno, dura da decenni, anche più, e non è mai stato risolto. E noi cerchiamo con tanta buona volontà insieme ai sindaci, quindi siamo al servizio dei primi cittadini perché si faccia un progetto comune. Già ci sono sul tavolo vari progetti, devono essere i sindaci, dove c'è il territorio del lago, che poi insieme decidono qual è la soluzione migliore. È stato fatto uno studio importante con vari scenari e auspico che scelgano quello più consono al territorio. Quindi nomina di esperti in base a un finanziamento di 50.000 euro messo a disposizione del mio assessorato nella finanziaria nella manovra estiva, e auspico che in tempi relativamente brevi si possa arrivare almeno a individuare la soluzione. Poi diciamolo chiaramente a tutti per non illudere: il lago non verrà sghiaiato in pochi mesi, ma in anni, e quindi posto che le manutenzioni e le messe in sicurezza vengono, come hanno assicurato i miei tecnici, i miei dirigenti, vengono puntualmente, quindi non è che viene abbandonato a se stesso, soltanto non si può intervenire in maniera drastica e chirurgica come andrebbe fatto. Adesso finalmente abbiamo varie soluzioni, speriamo che si scelga quella più utile al territorio e nei prossimi anni venga risolto un problema. Open Windows of Europe, il progetto coordinato dall'Istituto Uccellis di Udine, è giunto oggi all'evento conclusivo. Le 7 scuole coinvolte nel progetto di mobilità studentesca hanno preso parte alla cerimonia organizzata nel Palazzo della Regione a Trieste. Ci spiega finalità e risultati del progetto la dirigente scolastica dell'Uccellis, Anna Maria Zilli. Si chiude oggi la 5ª edizione del progetto Open Windows dedicato agli istituti scolastici, un progetto che si allarga anche fuori dal Friuli Venezia Giulia. Sì, certo, oggi abbiamo proprio qui nella sede prestigiosa di Trieste, nel Palazzo della Regione, l'evento conclusivo della 5ª edizione dell'anno scolastico 21-22. Il progetto Open Windows of Europe vede, grazie al finanziamento appunto dell'assessorato regionale, coinvolte 7 scuole del Friuli Venezia Giulia che spaziano da Pordenone, Gorizia, Codroipo, Latisana, Udine, e istituti partner dei paesi a noi vicini, confinanti, quindi Klagenfurt,
Koper, Fiume e Valona in Albania. Perché è importante questo progetto? Al di là del fatto che gli studenti comunicano fra di loro in lingua inglese, quindi è un'occasione per potenziare le competenze linguistiche, però è un'occasione di incontro e di accoglienza fra scuole che si aprono le loro aule e i ragazzi dibattono su tematiche dell'attualità. Quest'anno la tematica forte era l'educazione al clima e alla sostenibilità. E a questa segue poi la mobilità effettiva, per cui i nostri ragazzi vengono ospitati nelle scuole dei paesi partner e anche nelle loro famiglie, quindi c'è anche una dimensione affettiva, emozionale, di conoscenza delle abitudini, degli stili di vita, ecco, uno degli elementi molto particolari e peculiari del progetto Open Windows. Conferma di quanto oggi i ragazzi siano molto più europei e il mondo sia molto diverso e sia cambiato tantissimo negli ultimi 70 anni. Sì, diciamo che questo progetto ha proprio come scopo forte la finalità che diventino effettivamente, che costruiscano dei ponti, che si uniscano e che diventino effettivamente i cittadini della nostra casa comune europea. È uno degli scopi molto forti e il Friuli Venezia Giulia come regione, che è un po' un crocevia di culture, di popoli, di lingue e di stili, è capofila appunto di questa peculiarità. Musica adesso nell'atmosfera di colore e di calore di un immaginario salotto sudamericano. Tosca, attraverso un dialogo continuo con i suoi musicisti, al Teatro Verdi di Maniago per Vocalia conduce nel mondo musicale che ama. Per Vocalia, 15° Festival internazionale di musica con finestra aperta alle lingue del mondo. Ad iniziare dalla nostra, il friulano, al Teatro Verdi di Maniago sono andate in scena le maree linguistiche di Tosca, pluripremiata cantante romana, interprete di Morabeza Speciale, spettacolo che ha riscontrato successo in tutto il mondo, scaturito da un progetto della stessa Tosca su produzione ed arrangiamento di Gioe Barbieri con regia di Massimo Venturiello, con innata proiezione alla ricerca e sperimentazione, poliedricità grazie alla quale sono nati diversi progetti speciali, fra i quali La strada di Fellini, Il borghese gentiluomo di Molière ed Il grande dittatore di Chaplin. In questo spettacolo Tosca, in continuo dialogo con i suoi musicisti, conduce il pubblico nell'atmosfera di colore e calore di un immaginario salotto sudamericano, ambiente da sempre amato e che per lei rappresenta un modello che ha ispirato le scelte artistiche, intimo, raffinato, contaminato, contemporaneo. E Morabeza comprende canzoni originali, rivisitazioni in chiave attuale di classici della musica dal mondo, brani della tradizione che permettono all'artista di giocare con la sua voce in 4 lingue, oltre alla sua: francese, portoghese, arabo, italiano e romanesco. Una colorata giostra poliglotta che celebra l'intreccio e la contaminazione fra i popoli, l'accoglienza e l'ascolto come via di sicurezza per l'uomo. Ad accompagnarla c'è un pool di strumentisti formato da Giovanna Famulari al violoncello, pianoforte e voce, Massimo De Lorenzi alla chitarra, Elisabetta Pasquale al contrabbasso e voce, Luca Scorziello alla batteria e percussioni e Fabia Salvucci alle percussioni e voce. In chiusura lo sport, basket, non riesce ancora a centrare la prima vittoria in trasferta in questa A2, la Web Gesteco Cividale, che viene sconfitta da 100 per 81-69, ma segnali incoraggianti per il coach Stefano Pillastrini e il presidente Davide Micalic ci sono. Insomma, la partita per tanti minuti l'abbiamo tenuta lì. In attacco facevamo davvero tanta fatica per merito della difesa di 100 e anche perché qualche volta il movimento di palla non era proprio l'ideale e qualche volta abbiamo fatto qualche palla persa che potevamo evitare. In totale noi ci abbiamo provato, abbiamo giocato con una bella energia, con tanta voglia, però ci è mancato qualcosa per riuscire a rimanere veramente in partita. Direi principalmente per merito di 100. Abbiamo perso contro una squadra che oggi è stata più forte di noi in tutte le zone del campo. Purtroppo abbiamo subito il rimbalzo, abbiamo subito gli esterni nei primi 2 quarti, però rispetto a Pistoia abbiamo fatto un passo avanti. A me è piaciuta la squadra, non ha mai mollato. Rispetto a Pistoia siamo andati fino al 40esimo, 37esimo, dai, così. Possiamo fare meglio, però bisogna riconoscere anche i meriti degli avversari. Come sempre bisogna valutare questa partita con giusto equilibrio
e quindi essere obiettivi, valutare le cose buone nostre, le cose meno buone e pensare già a Nardò, perché sarà una parte decisiva del nostro campionato, dobbiamo far valere le leggi del Palagesteco. Chiaro che se tu vieni qua a vincere puoi cambiare la stagione, però devi essere, ripeto, anche obiettivo, riconoscimento degli avversari, e oggi Marx ha fatto tutta la differenza del mondo, quindi quando siamo stati avanti 2 nel terzo quarto, in un momento di grande euforia nostra, lui ha fatto una serie di canestri che hanno rimesso le cose a posto, quindi il bicchiere per me rimane sempre mezzo pieno, pensiamo alla prossima e cerchiamo di continuare nel nostro processo di crescita. Il telegiornale termina qui, ma rimanete con noi perché tra poco ci sono gli approfondimenti di A Voi la Linea, tra poco.